L'asilo di Roiano diventa il tema della discordia che scuote la maggioranza comunale. Fratelli d'Italia all'attacco di Forza Italia parlando di falsità, omissioni e menzogne da parte della consigliera Brandi. L'osteria arriva a Piazzutta, è stata distrutta da un incendio innescatosi dai fornelli della cucina che si è poi esteso anche al salone. Il locale storico di Gorizia aveva riaperto 3 giorni fa. Doppia truffa agli anziani triestini fra via del Ghirlandaio vicino a Piazza Foraggi e il rione di San Giacomo, 23.000 euro il bottino con la tecnica del finto carabiniere al telefono. Morto a 80 anni, Monsignor Pier Emilio Salvadè è stato un uomo centrale all'interno della diocesi di Trieste, ricoprendo incarichi come quello di economo e vicario generale. Regole giuste su contrasto alle case occupate e body cam per gli agenti di polizia, così il governatore Fedriga sul decreto sicurezza del governo Meloni. A crescere è solamente il lavoro povero e precario, l'allarme lanciato dal segretario regionale della CGIL Michele Piga sul mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia. Servizi marittimi regionali, si riparte su tutte le rotte dal 1 giugno a prezzi invariati da Trieste a Muggia, da Lignano a Grado, sino a Marano Lagunare. Buonasera e ben ritrovato a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4 che apre con la politica. C'è area di crisi nella maggioranza comunale a causa delle divergenze sull'asilo di Roiano. Oggi Fratelli d'Italia ha convocato un incontro per spiegare le proprie ragioni, attaccando gli alleati di Forza Italia. Noi abbiamo voluto fare chiarezza sulla nostra posizione perché siamo il partito più grande della maggioranza e nostra responsabilità era quella di tenere insieme la maggioranza e governare, perché ci hanno eletto per governare e per governare anche bene. Però di fronte a una serie di menzogne, falsità, omissioni siamo dovuti uscire. Falsità, menzogne e omissioni. L'affondo di Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia questa volta non è tanto verso le opposizioni quanto verso gli alleati del centrodestra, in particolare Forza Italia. A pochi giorni dalla chiusura della crisi regionale nel centrodestra, questa nuova situazione riapre una crepa politica nella maggioranza? Alla domanda si può parlare di crisi comunale? Giacomelli ha risposto no per ora. Il tema è l'asilo di Roiano e lo stallo che ne contraddistingue la sua futura gestione, quindi apertura. Sul tavolo c'è la delibera dell'assessore all'educazione Maurizio De Blasio che apre alla concessione a terzi del servizio educativo poiché il municipio non ha margini economici e amministrativi per nuove assunzioni. Il documento, rimarcano i patrioti, è stato concordato con il segretario provinciale di Forza Italia Alberto Polacco, con l'avallo della giunta comunale dove siedono la segretaria azzurra del Friuli Venezia Giulia Sandra Savino e il vice sindaco della Lega Serena Tonell. Un testo che però ha incontrato l'opposizione della consigliera Angela Brandi di Forza Italia, ex assessore all'educazione. Non è un'idea di Fratelli d'Italia la concessione del nido di Roiano. Ci è stato detto dall'assessorato al bilancio che non abbiamo le risorse. Un altro partito dice invece sì, ci sono. Noi siamo disponibilissimi a vedere chi ha ragione, siamo contentissimi se lo facciamo con personale interno, ci è stato detto che non ci sono i soldi per farlo, se ci sono per noi va benissimo con risorse interne, se non ci sono bisogna fare la concessione. L'unica cosa che non bisogna fare è tenerlo chiuso. Questo stallo non dipende da noi, non l'abbiamo voluto noi. In questa operazione verità Fratelli d'Italia non ci sta a sentirsi etichettato come il partito che vuole privatizzare i nidi comunali. A riprova di ciò vengono menzionati alcuni passaggi che risalgono allo scorso anno. C'è un atto preciso dell'aprile del 2024 in cui si dice espressamente, portato dagli assessori di Fratelli d'Italia, che non si privatizza nulla. Per chiarire ai triestini, neanche un bambino che oggi è una maestra comunale si vedrebbe sostituita quella maestra con una maestra privata. Neanche un bambino, nemmeno una. Queste settimane per cercare una conciliazione in maggioranza è stato chiesto di avanzare proposte. Forza Italia, dicono i meloniani, ha unicamente proposto di aumentare le tariffe alle famiglie, idea rigettata dal partito tricolore. Una proposta della consigliera comunale Angela Brandi, fatta durante una riunione di consiglieri di maggioranza, di aumentare le tariffe a tutti i triestini che hanno i figli negli asili. A questo noi ci opponiamo. Sarebbe un aumento di minimo 27%, sarebbe una vergogna. Sentiamo dunque la risposta di Alberto Polacco, coordinatore di Forza Italia a Trieste, all'attacco di Fratelli d'Italia per la questione dell'asilo di Roiano. Claudio Giacomelli parla di menzogne, falsità, omissioni da parte di un altro partito, Forza Italia, sull'asilo di Roiano e poi dice che Forza Italia vuole sostanzialmente alzare la tassazione per restare con il pubblico totale, diciamo così, sulla gestione. Beh, questo ovviamente è falso e lo respingo al mittente.
Oggettivamente sento un po' di eccessivo nervosismo. Se tutte le discussioni politiche dovessero sfociare in questi toni o in minacciate crisi di governo non finiremo più, quindi l'appello è ovviamente alla calma, alla serenità, in un confronto politico. E penso che, ad esempio, per quanto riguarda la sanità, alcuni sindaci di Fratelli d'Italia hanno usato toni molto forti nei confronti del Presidente Federica e dell'assessore Riccardo, e non per questo poi chi ha il dovere di amministrare in qualche modo si è abbassato a un livello politico che non ci compete. Io ricordo una cosa: nel centrodestra storicamente c'è una visione di intenti comune, ci sono i momenti in cui si discute ed è normale che sia così. Ecco, non enfatizzerei sempre toni che in qualche modo non servono al bene della maggioranza e al bene della città e degli elettori. Ecco, io dico, ci sono delle visioni in questo momento differenti, ripeto, ad esempio, e ribadisco il concetto, a livello regionale Fratelli d'Italia con alcuni suoi sindaci contesta una parte in alcuni casi di esternalizzazione. Qui c'è una visione diversa sopravvenuta perché è passato un anno da quando questa delibera sul nido di Roiano è stata portata in Consiglio Comunale su quelle che possono essere le scelte per aprire l'asilo. La volontà di tutti è farlo, troveremo come sempre, penso, una soluzione, un punto di caduta che vada bene a tutti, ma un appello veramente alla calma. Se non si troverà un accordo che concili le parti sulla questione dell'asilo di Roiano, la civica di centrodestra, Idea Giuliana, potrebbe astenersi dal votare la delibera. Così oggi Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Federica e anima della civica cittadina. Noi siamo perplessi sulla linea che è stata presa e non abbiamo mai nascosto la nostra difficoltà nel condividere questo percorso, tanto è vero che sia Cason che Martini avrebbero votato comunque in maniera di astensione questo strumento. So che c'è un'interlocuzione con l'opposizione da parte del sindaco, ci sarà a breve, io credo, anche un momento di incontro con le forze di maggioranza. Io credo che probabilmente una via di mezzo potrebbe essere la chiusura del cerchio, quantomeno le graduatorie, quantomeno il tipo di servizio deve essere assolutamente gestito dall'ente pubblico. È vero che oggi come oggi il pubblico costa sicuramente più del privato, ma è anche vero che noi non siamo un'azienda che deve produrre utili, ma siamo un ente che deve garantire il servizio. Certamente bisognerà trovare una quadra, ma io credo che una regia, a mio avviso, pubblica potrebbe essere una soluzione, e magari una gestione da parte di cooperative, come avviene anche nei processi, diciamo, di attenzione delle persone con disabilità, potrebbe essere una via di mezzo, però lasciamo che ci si confronti, siamo aperti a 1000 soluzioni, l'importante è che, ripeto, si trovi una quadra e si apra questo asilo. E sull'ipotesi che le spaccature nel centrodestra sull'asilo di Roiano inneschino una crisi di maggioranza anche nella giunta comunale di Trieste, abbiamo sentito telefonicamente il sindaco Roberto Di Piazza, oggi in visita istituzionale a Lubiana, che ha risposto così: sono tranquillo, sono cose che succedono, non vedo problemi. Così il primo cittadino di Trieste. La strada della concessione per l'asilo è dettata da limiti di spesa per il personale comunale, questioni di risparmio. Con questa modalità si andrebbero a risparmiare circa 480.000 euro l'anno. Sentiamo. Assessore Avia, ci spiega un attimo tecnicamente come funziona la questione dei vincoli di assunzione e i tetti di spesa? Esattamente, bene, noi abbiamo da rispettare un rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti. È un vincolo che viene dato dalla Regione e noi dobbiamo stare attenti a rimanere sotto questo vincolo e avere una soglia di sicurezza, perché altrimenti, se viene superata anche in seguito a tutti gli aumenti che possono essere contrattuali, dobbiamo o rientrare nell'arco di 5 anni oppure non possiamo più assumere personale.
Così l'assessore al personale del Comune di Trieste Stefano Avian riguardo l'impossibilità attuale del municipio di procedere a ulteriori assunzioni nel comparto. È una questione di soldi e di tetto di personale da arruolare e cifre a riguardo sono state illustrate dalla segretaria provinciale di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni. Per 10 mesi di servizio in gestione diretta, quindi tutto pubblico, il Comune dovrebbe impiegare come minimo 610.000 euro. Scegliendo la strada dell'appalto invece il costo scenderebbe a 314.000 euro sempre per 10 mesi di gestione. La via della concessione invece impegna 124.000 euro per 12 mesi, numeri che evidenziano il risparmio qualora si dovesse optare per questa ultima opzione, considerando anche che questi importi vanno garantiti ogni anno e quindi inseriti a bilancio come voce di costo fisso. Uno dei motivi per cui, stando al tecnicismo amministrativo, non è possibile recuperare fondi dall'avanzo di bilancio per dirottarli nella spesa corrente, proprio per la necessità di creare una voce perenne nei documenti contabili e non un versamento così a spot. Infine, Fratelli d'Italia ha voluto chiarire che non è in discussione la storia dell'eccellenza del servizio educativo triestino. Nicole Matteoni si è battuta in prima persona per fare di Trieste l'ente capofila del coordinamento pedagogico, permettendo di impostare le linee guida che valgono per il pubblico e per il privato. Con la strada dell'appalto, chi vince il bando può svincolarsi da queste linee guida, con la concessione invece, ciò che detta il Comune deve essere rispettato. L'assessore Avian infine ricorda il numero di assunzioni negli ultimi anni, a cui si aggiungeranno ulteriori 44 profili da assumere nel settore educativo. Negli ultimi anni abbiamo assunto anche tanta gente, circa un 150 persone. Questo dimostra che l'attenzione dell'ente verso queste strutture è massima e ci attiviamo continuamente per risolvere tutti i problemi che anche quotidianamente si verificano. E sarà tema di discussione nella puntata di stasera di Ring alle 21:10 con Marco Stabile, ecco i suoi ospiti, Rosanna Pucci, Partito Democratico, Daniela Rossetti, Azione, Antonio Lippolis, Fratelli d'Italia e Danilo Slocar della Lega. Poi alle 22:10 invece si parlerà di Fiera, Piazza Goldoni e Viale D'Annunzio con Michele Babuder, assessore comunale al territorio, quella parte di Ring condotta da Bernardo Gulotta. Andiamo con le immagini a dare notizia purtroppo dell'incidente mortale che è avvenuto oggi pomeriggio circa alle 17, poco dopo, sulla A4, un incidente fatale per il conducente di un furgone, un bulgaro di 26 anni che è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione il furgone che trainava altri autoveicoli ha tamponato con violenza un tir che lo precedeva e dopo il conducente del furgone appunto è deceduto. L'incidente è avvenuto in una zona dove tra l'altro si segnalano spesso code a tratti. Il furgone era in avaria a causa della rottura del motore, aveva avuto una perdita di olio sulla carreggiata nel tratto tra Redipoli e l'Isert con conseguente disagio per la circolazione. Quando è avvenuto l'incidente la coda si era esaurita grazie al personale delle autostrade. Chiuso l'ingresso in A4 direzione Trieste per chi proviene invece dalla A34 Villesse Gorizia. Sul posto il 118, ma appunto non c'è stato nulla da fare per il conducente del furgone. Un incendio ha distrutto la cucina e il salone dell'osteria Riva Piazzutta di Gorizia, riaperta solo pochi giorni fa. Il rogo si è originato dai fornelli. Un'osteria storica riaperta solo 3 giorni fa, finita in cenere per colpa di un incendio. E la triste sorte della Riva Piazzutta, che era stata riportata alla vita dalla 27enne goriziana Gaia Mazzariol. Il rogo si è originato alle 8 del mattino quando si è iniziato a lavorare in cucina. È bastata una fiammata da un fornello per innescare il disastro. La titolare ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri quando le fiamme, purtroppo, dopo aver distrutto la cucina, hanno intaccato anche la sala. Le forze dell'ordine hanno transennato la via antistante mentre i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che fortunatamente non hanno intaccato i 2 appartamenti sovrastanti. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intero stabile, attivando anche gli eletroventilatori per liberare i locali dal fumo. Una volta chiuso l'intervento è partita la conta dei danni, cucina completamente da rifare, salone annerito dal fumo, con valutazioni ancora in corso su quale strada prendere per il futuro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata. Ancora cronaca, ma torniamo a Trieste. 2 truffe ai danni di anziani nel giro di pochi giorni, sottratti quasi 23.000 euro. Ancora una volta è stata usata la tecnica del finto carabiniere.
Non c'è pace per gli anziani triestini, 2 truffe nel giro di pochi giorni per un totale di quasi 23.000 euro sottratti. Il sospetto è che per entrambi i casi i responsabili siano gli stessi. È stata utilizzata ancora la tecnica del finto carabiniere. Il primo episodio è avvenuto in via del Ghirlandaio lunedì scorso ai danni di madre e figlio. Una donna di 70 anni ha ricevuto la telefonata da un sedicente carabiniere che l'ha convinta servisse molto denaro per rilasciare un parente finito nei guai. Un altro militare dell'Arma sarebbe passato a riscuotere i soldi. La donna, presa dal panico, ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa per un valore di 20.000 euro e li ha consegnati al finto carabiniere, puntualmente presentatosi alla porta. Questi ha poi comunicato a madre e figlio che sarebbe stato necessario vedersi anche il giorno dopo per consegnare altro denaro. Le vittime della truffa, insospettitesi della nuova richiesta, si sono quindi rivolte alle forze dell'ordine. Sul caso indaga la questura. Ieri mattina invece una donna di 89 anni residente a San Giacomo ha sporto denuncia al comando dei carabinieri di via dell'Istria. L'anziana ha riferito di aver subito un raggiro da un finto carabiniere che l'aveva contattata comunicandole che il figlio era responsabile di un incidente stradale. L'unico modo per risolvere la questione sarebbe stato pagare. La malcapitata ha consegnato al sedicente militare dell'Arma 2.500 euro. È morto a 80 anni nella casa parrocchiale Monsignor Pier Emilio Salvadè. È stato un uomo centrale all'interno della diocesi di Trieste, ricoprendo incarichi come quello di economo e vicario generale della Curia di Trieste. Ordinato sacerdote nel 1979, è uscito dai ruoli ufficiali 2 anni fa. Canonico onorario del capitolo cattedrale di San Giusto, martire e aiuto della parrocchia San Pio X. Gli incarichi attuali di Salvadè erano anche quelli di cappellano della Polizia Municipale e rettore del seminario vescovile. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con notizie e servizi. State con noi. Rientriamo con una notizia dell'ultima ora, perché il marchio della Triestina non è più utilizzabile dal club presieduto da Ben Rosenzweig. In seguito alla riunione dell'Associazione Nazionale Triestina Club è stato deciso di recedere il marchio all'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 ed è stato inviato alla società un comunicato proprio dall'Associazione Nazionale Triestina Club, che così recita: ai sensi e per gli effetti di cui è l'articolo 9 del contratto di comodato avente per oggetto il marchio di proprietà di questa associazione, sottoscritto per Unione Sportiva Triestina Calcio dal presidente Ben Rosenzweig e per questa Associazione Nazionale Triestina Club dal presidente Sergio Marassi, con la presente si esercita il diritto di recesso esplicitamente previsto nell'ipotesi in cui la predetta Unione Sportiva Triestina Calcio fosse oggetto dell'assegnazione di punti di penalizzazione, come purtroppo è reiteramente stato nel passato campionato e lo sarà anche in quello futuro. Questa associazione rimane comunque disponibile a rinegoziare ex novo un prestito del marchio se e quando saranno quindi mutate le condizioni attuali. Di fatto è stato tolto, i tifosi tolgono il marchio alla Triestina di Rosenzweig. Pesa come un macigno la penalizzazione da 9 punti che verrà scontata nel prossimo campionato, di cui abbiamo dato notizia ieri sera nel corso del nostro telegiornale, e proprio adesso è arrivata la comunicazione dell'Associazione Nazionale Triestina Club con la decisione presa con tanto di missiva inviata proprio alla società della Triestina Calcio. Andiamo avanti col prossimo servizio. Uno studio della CGIL in base ai dati IRES fotografa uno scenario preoccupante per quanto riguarda il mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Nonostante l'aumento delle assunzioni, il lavoro è sempre più precario, con contrazione dei salari e perdita del potere di acquisto. Il dato che preoccupa più di tutti è il saldo tra le persone che si dimettono a contratto indeterminato e le nuove assunzioni. Siamo nell'ordine di nuovi avviamenti al lavoro nel 2024 pari a circa 160.000 unità, di cui la maggior parte sono nell'ordine dell'85% sono contratti precari.
A crescere in regione soprattutto il lavoro povero e precario è quanto emerge dallo studio della CGIL in base ai dati IRES. Se è vero che c'è stato un aumento delle assunzioni, l'analisi considera un andamento demografico preoccupante, con la prospettiva di una riduzione di 84.000 unità della forza lavoro potenziale per i prossimi 15 anni. Cioè ci sono sempre più persone che lasciano il Friuli Venezia Giulia e non vengono compensate da altrettante persone, altrettante professionalità. Nell'ultimo anno parliamo dell'ordine di 1.600 persone che, traguardando i prossimi 5 anni, vediamo che è lì pezzo di forza lavoro che viene meno. Il fenomeno dell'immigrazione, anche a causa delle leggi che ci sono, non è in grado di compensare questa perdita demografica. Un altro dato che emerge dallo studio è l'andamento negativo dei salari del Friuli Venezia Giulia. Una forte perdita del potere di acquisto, anche per effetto dell'inflazione, e in certi settori calano le retribuzioni. Inoltre, nonostante l'aumento dell'occupazione femminile, sottolinea il sindacato, rimane pesante il divario salariale fra uomini e donne. A livello regionale sicuramente dal nostro punto di vista c'è l'emergenza di dar seguito all'emendamento che è stato approvato nella legge bilancio del Friuli Venezia Giulia, sulla quale si incentiva attraverso la contrattazione di secondo livello, quindi maggior salario per le lavoratrici e i lavoratori e delle grandi imprese, ma anche e soprattutto delle piccole imprese, che la Giunta regionale ha condiviso la proposta di CGIL e CISL e UIL, sulla quale bisogna assolutamente dar seguito. Diversi i temi analizzati oggi dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della presentazione di Capsule Collection di ITS Academy nel Palazzo della Regione, dal decreto sicurezza al mondo del lavoro. Il decreto sicurezza non è un decreto della paura. No, un decreto delle regole. Penso in particolar modo alla questione delle case occupate. Era una vergogna che magari, facciamo l'esempio di un pensionato che per qualche motivo deve lasciare casa, magari perché viene ricoverato per qualche tempo, e la casa gli viene occupata e non riesce più a liberarla, e non è più la casa di sua proprietà. Oppure magari chi ha un appartamento costruito, acquistato con la fatica di una vita, con lo stipendio di una vita, che gli viene occupato e non riesce più a mandare via nessuno. Se gli viene occupato, una vergogna, non è uno stato di diritto. Il commento arriva a stretto giro dopo il via libera con polemica alla Camera dei Deputati del decreto sicurezza, già ribattezzato dalle opposizioni decreto paura. 39 articoli, 14 nuovi reati, fra cui il contestato reato di blocco stradale o ferroviario, e 9 aggravanti. Il testo riguarda la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, la gestione dell'ordine pubblico e dell'immigrazione e altri temi. Poi il presidente Fedriga si sofferma anche sulla dotazione delle body cam per gli agenti di polizia. Giustissimo, c'è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine, raccontando molte volte cose lontane dalla realtà. Facciamo vedere quella body cam. Adesso chi ha paura? Perché la sinistra non vuole le body cam? Per vedere semplicemente quello che è successo, semplicemente perché c'è un'ideologia che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha anche risposto ai timori annunciati dalla CGIL per il mondo del lavoro in regione, fra salari bassi, precarietà e fuga dei giovani. Penso alle misure che diamo non soltanto per l'acquisto della prima casa, ma per esempio i contributi che abbiamo messo in campo da 2 anni per chi da casa dei genitori decide di acquistare casa, dove diamo addirittura contributi a fondo perduto quando nascono i figli. Quindi cerchiamo di fare diamo i contributi per l'assunzione a tempo indeterminato ed altro. Il tutto discusso a margine dell'incontro nel Palazzo della Regione per la presentazione di Capsule Collection di ITS Academy, con la nuova maglietta Io sono Friuli Venezia Giulia, insieme all'assessore a turismo e attività produttive Sergio Emidio Bini e Barbara Franchin, fondatrice di ITS Fondazione. E oltretutto sono tutti prodotti made in Italy, sostenibili, fatti con prodotti di recupero dall'industria. Quindi totale sostenibilità, e quindi promuoviamo i valori del Friuli Venezia Giulia attraverso un merchandising di altissima qualità. Ripartono i servizi marittimi su tutte le rotte del Friuli Venezia Giulia. Ecco il servizio. Dal 1 giugno si riparte su tutte le rotte e gli approdi regionali. Lo stanziamento di 4,5 milioni di euro approvato in giunta regionale permette di mettere in funzione tutti i collegamenti via mare garantiti da TPL e FVG. Oltre ai servizi classici, Trieste-Muggia, con l'ampliamento della fascia serale presentata da poco e votata a incentivare turismo e ristorazione nella cittadina rivierasca, scattano i collegamenti sperimentali tra Trieste e Monfalcone e quello tra Grado e Lignano Sabbiadoro. Le novità sono che ripartono a partire già dal 1 giugno tutti
i nostri servizi marittimi stagionali che prevedono la tratta Trieste-Grado, Trieste-Monfalcone, prevedono la Marano-Lignano, la Grado-Lignano e poi anche i servizi sperimentali, aggiungo, che sono stati proposti dai comuni, penso all'Aquileia-Grado per esempio, al potenziamento anche sulla linea costiera di Trieste. Altra notizia positiva è quello che viene potenziata a livello notturno la linea invece quella annuale che consente di spostarsi tra Trieste e Muggia e viceversa. Le tariffe sono in linea con quelle degli anni precedenti, con ovviamente tutti i pacchetti di abbonamento, la possibilità di portare la bicicletta sul nostro sistema marittimo che fa parte dell'intermodalità della nostra regione, del TPL tra ferro, gomma e marittimo. È andato in scena oggi l'Open Day 2025 del Conservatorio Tartini. Ecco com'è andata. L'Open Day, la parte che apriamo al pubblico di ragazzi e ragazze che vogliono con la loro passione di musica conoscere tutti gli strumenti, assaggiare qualsiasi tipo di suono, ma anche le nuove tecnologie, il jazz. Porte aperte al Conservatorio Tartini di Trieste. L'Open Day 2025 del 30 maggio ha dato la possibilità ai futuri studenti della prestigiosa istituzione di compiere un tour completo in ogni piano di Palazzo Rittmeyer con una vera e propria maratona di concerti. Un'occasione per familiarizzare con la musica, scoprire lo strumento che si desidera suonare. Palazzo Rittmeyer ci accoglie in questa splendida cornice, ma la cosa più bella è che gli strumenti saranno presentati da loro coetanei, quindi i coetanei, i nostri studenti e le nostre studentesse del conservatorio prenderanno per mano gli ospiti, gli altri ragazzi e faranno sentire la musica dai loro strumenti e faranno provare alle ragazze e ai ragazzi che verranno a trovarci gli strumenti propri. Apriamo le porte ai gruppi che si sono prenotati durante la settimana, sono previsti 4 ingressi a partire dalle 2:30 ogni ora, accogliamo all'incirca 40 persone per gruppo. Ogni gruppo sarà guidato da ciceroni d'eccezione, nostri studenti che li accompagneranno in un percorso guidato. Si partirà dall'atrio al piano terra dove appunto il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dei gruppi d'arpe, poi si salirà al primo piano, ad accoglierli ci sarà una nostra bravissima studentessa, una violinista e poi un gruppo di violoncelli. Poi tutto il gruppo salirà al secondo piano dove sono previste le presentazioni degli strumenti, quindi il pubblico si potrà vagare per il piano, entrare in un'aula all'altra, chiedere, ascoltare gli studenti e parlare con i docenti. Poi scenderà di nuovo, ci sarà un momento qui in aula magna, musica da camera, ci sarà la possibilità di visitare la stanza di Tartini, un nostro fiore all'occhiello, poi il pubblico scenderà, il gruppo scenderà e potrà fermarsi al primo piano dai docenti di didattica della musica per arrivare infine al piano terra dove potranno sbizzarrirsi, c'è il dipartimento di jazz, nuove tecnologie e infine l'orchestra ad archi. Questo è l'ultimo servizio del notiziario di Tele4, appuntamento stasera con Ring alle 21:10, come annunciato al telegiornale, fra poco ci sarà anche l'appuntamento col Post TG insieme a Lorenzo Tamaro, segretario del SAP, parleremo proprio del decreto di sicurezza tra le varie cose. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.